Buonasera a tutti, eccoci di nuovo in diretta dalla pagina dell'Accademia della Lingua Siciliana per questa diretta un po' speciale, un po' particolare, perché doveva andare in onda, diciamo, anche se non andiamo in onda, andiamo su Facebook martedì scorso, ma per un inconveniente tecnico purtroppo non è stato possibile effettuare la diretta, che quindi recuperiamo stasera. Sicilianando a 360 gradi, stasera parliamo un siciliano e ascoltiamo siciliano. Lo faremo con due ospiti di eccezione, due poeti, stavolta della Sicilia occidentale, della provincia di Trapani. Abbiamo con noi il poeta trapanese Nino Barone. Buonasera Nino. Buonasera, buonasera a tutti. E poi abbiamo anche il poeta di Castellammare, Giuseppe Gerbino. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti, ciao Fonso, ciao Nino. Bene, No, io non so se dire spiegare un aneddoto. La scorsa diretta, e anche perché ci piace essere sinceri, chi c'è di malo, ma a dire la verità. La scorsa diretta, quindi che dovevamo fare martedì con voi, in realtà l'avremmo iniziata con l'assenza di Giuseppe, perché Giuseppe, per motivi seri, non poteva più partecipare. All'ultimo momento abbiamo saputo questo, ma per non lasciare in critici chi chiaramente sapeva che si sarebbe effettuata una diretta, avevamo deciso di farla ugualmente con Nino, se non che ci fu questo problema tecnico. Ora io chiedo a Giuseppe, ma non è che fossi tu a creare questo problema perché tu non potevi venire e quindi... No, non sono stato io, però Facebook No, appena sicuro, saputo della mia assenza ha detto ma senza Peppe, ma che diretta è? E quindi si è rifiutato di mandarla in onda, si è rifiutato proprio di farla, quindi mi dispiace, ma... la verità è una, io con Nino lo dicevo, la cosa incredibile è che il duo Gerbino-Barone non si può separare, è Ecco, destino, proprio questo era destino. il E motivo. allora, io sto parlando di due poeti, Nino e Giuseppe, che sono fra l'eccellenza dei poeti che attualmente scrivono in lingua siciliana. Io ricordo a chi ci ascolta che sia Nino che Giuseppe fanno parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana, e devo dire che a parte la loro produzione poetica di eccellenza, sia per contenuti che per forma, perché scrivono in ottimo siciliano, sono delle persone che promuovono la lingua siciliana, l'uso della lingua siciliana e il corretto uso ortografico della lingua siciliana. Quindi la loro attività non si limita soltanto alla produzione poetica, ma stasera avremo modo di spaziare appunto a 360 gradi, come abbiamo accennato nel titolo della diretta di stasera. Ma a questo punto io direi di entrare subito nel vivo di questa diretta. Come dicevo, Nino e Giuseppe sono dei singoli poeti. ci vuoi chiamare Peppennino? Peppe e Nino, Amoni. Peppe e Nino sono poeti, ma sono pure una coppia vera e propria. Attento, Fonso, in questi tempi evitiamo di fare queste affermazioni, perché coppia, ci vogliamo bene, però è un amore fraterno, un amore filiale, punto, stop, basta, non andiamo oltre. Con tutto il rispetto, per carità, però ognuno ha le sue convinzioni. Io sono etero convinto, con tutto il rispetto per chi non lo è, ma io sono etero convinto. Sono d'accordissimo con Peppe. Chiaramente, allora diciamo un duo, Un duo nel senso che sono molto affiatati, molto brillanti assieme, riescono a coinvolgere chi ascolta. E devo dire che io sono rimasto particolarmente affascinato da certi botte e risposta che fra di loro si danno, in versi addirittura, in lingua siciliana ovviamente, un po' come, se vogliamo, le tensioni che iniziano, la tensione è un vero e proprio genere poetico che inizia con i trovatori, quindi stiamo parlando
del XII secolo, in quella che era la parte sud della Francia, dove si iniziò a sviluppare appunto la poesia dei trovatori, che era anche una poesia cantata. E poi questo genere letterario si è trasferito anche da noi, qui in Sicilia, nella nostra terra, alla corte di Federico II. La tensione fu usata anche da Giacomo da Lentini, tra l'altro fu usata già col genere del sonetto, di cui proprio Giacomo da Lentini fu l'inventore, no? Quindi è un vero e proprio genere poetico. Ma chiedo troppo se vi chiedessi appunto di esibirvi in un botta e risposta. No, per me va bene. Va bene, allora, se siete d'accordo, io lascio a voi i microfoni. Pigliatevi a male parole. No, dai, non è il caso questa sera. A male parole ci vediamo su Facebook tramite messaggi, sempre in rima, sempre che noi comunichiamo solo in rima. Però stasera dai, cerchiamo di intrattenere chi ci sta seguendo in un altro modo. Dai, Nino, scegli tu la canzone fra quelle che abbiamo fatto e andiamo, dai. Ne abbiamo una in cui mi sono immaginato un dibattito tra Lapo e Dante. Vado a cercare. E sono usciti dei sonetti molto interessanti, diciamo. Come sì, tra l'altro in sonetti è stato fatto questa canzone, sì, in sonetti, vero? In sonetti. Quindi comincio io. Comunque, 4 se non sbaglio. Sono 4, quindi 2 pezzi 4, quindi veloci. Allora, comincio io. Ma que Gerbino, dissi Lapo a Dante, mentre ascoltava un strano ciuciulio. Ma come? Non lo sai che è quasi un dio, che scrive e canta come il gigante? E insomma, un pezzo grosso allo ferrio, assai diverso di tanti e tanti. Uno di quelli che non scippe e chianti senza amberugli, senza gemolio. E tremo, Lapo, tremo allo pensieri da villo un giorno qua, davanti a mia, mentre mi dici che già faccio tosta, tu, Dante mio, sbagliaste lo misteri e questa specie strana di poesia ne dasti a tutte quante una batosta. E Lapo contrabbatte sull'istante. Io ne conosco un altro che è un portento, che di Gerbino ce ne vanno 100. Già sì che teme se tu era amante. Le sue poesie sono tutte sentimento. E per partire a Idro, caro Dante, ci vanno 3 di tia, 2 cavalcante, di mia e vicino, forse un bastimento. Ma allora, Lapo, siamo consumati. Se è vero so che dice, lo primato della poesia non mi appartiene più. Come si chiama stato sommovato? Nino Barone, è siciliano, e è stato numero 1, come foste tu. Continua Dante e dici, Lapo, allora calamoni la testa e senza boria, pigliamoni le scocchie della storia, scordandomi sta triste congiuntura. Se stiamo fermi e muti, sai, la gloria non se ne va allo vento o alla malura, lasciamoli cantare all'avventura, vedemo poi cui unge alla vittoria. Che dice Dante, stare fermi e muti? Si foddi, si terreni e ti conorti, sono poeti tosti, su puntuti, famosi già in Sicilia e in tante porti, e noi siamo solo conosciuti dopo che ne pigliamo la santa morte. Barone, tu lo sai che Lapo e Dante ne sparano alle spalle? Tu l'hai inteso? Forse perché da capo un paradiso, cose da fare non ce ne sono tante. Mi dissero che l'alleghiere è messo che pre ogni giorno crocifisso e sante contro di neace è giunto stravagante. Dice che non sopporta più lo peso di questi 2 poeti siciliani, eppure io e tu l'avevamo sempre rispettato. Per neace rappresenta la poesia.
Dante Alighieri che se gelosia se tu puoi dire compagnaci al lato a siamo uniche di sicuro. Ed è finito diciamo bravissimi, veramente bravissimi. Una curiosità, un po' così siamo immaginati, cioè, non sarebbe accaduto neanche se fossimo stati contemporanei di questi veramente mostri della poesia, però ci piace giocare così, cercando di immaginare appunto Dante e Lapo che parlavano di Gerbino e Barone, cosa molto molto fantasiosa, però come vedi ci divertiamo anche in questo modo. Naturalmente sono solo su botta e risposta, non è poesia, però lo facciamo in rima, lo facciamo in sonetti, lo facciamo quella che ormai è chiamata la poesia tradizionale, ecco. A proposito, scusami Fonso, io volevo aggiungere una cosa importantissima, perché molti, diciamo, questo stile che noi chiamiamo botta e risposta, le tenzoni, eccetera, eccetera, è tipico, diciamo, del poeta dialettale, cioè di colui che incarna la figura del poeta dialettale, il cuntastorie, eccetera, eccetera. Io volevo dire però che è vero che non è poesia e molto spesso dietro a questo botta e risposta non si nasconde nemmeno l'ombra della poesia, però ci sono le eccezioni come in ogni cosa. Noi per esempio, io porto sempre ad esempio questo libro, mi trovo un do mezzo, che faccio? Qui c'è pure Peppe Gerbino, vedi? E qui ci sono altri 5 poeti dell'Interland trapanese che nel lontano 2010 hanno fatto questa, come dire, questa sorta di corrispondenza in versi, e ne è uscito fuori questo volume che io ho chiamato la quarta scuola poetica siciliana, perché anche se non si parla di poesia, quindi la poesia sentimentale, la poesia legata all'amore, insomma la poesia con i temi più sublimi che la poesia può trattare, ma è una vera e propria scuola, perché qui ci sono 2-3 generazioni a confronto, e non solo c'è una concezione di vita diversa, perché appunto sono delle generazioni diverse, ma c'è anche una scuola di lessico molto diversa tra le varie generazioni. Considera che i più anziani sono ormai ottantenni e i più giovani sono quasi cinquantenni. Quindi se noi che saremmo noi praticamente, ecco, se noi ci catapultiamo a 10 anni fa, ecco, vedi che veramente rappresenta questo libro. Io dico sempre, è un libro che ogni poeta dialettale siciliano dovrebbe avere nella propria libreria, perché Nino, prego, di. No, ho finito, era questo che volevo dire, collegandomi alle tenzoni e al botta e risposta, e molto spesso invece hanno qualche cosa da dire, forse più delle poesie a volte, è una mia opinione. Sì, Nino, ti sorprenderò, io ho letto questo libro, è eccezionale, veramente eccezionale, è affascinante. Se non sbaglio ricordo, non l'ho letto da poco, ma c'è un poeta che non vuole far parte, se ne va, poi ritorna, giusto? Ricordo bene, questo è il libro, è eccezionale, esatto, veramente bellissimo, esatto. Eccezionale. Sì, perché è giusto menzionarlo, Alberto Crescenti, che lo salutiamo anzi. Ciao Alberto, che è responsabile culturale dell'associazione Io di Buseto Palizzolo, che è un po', in realtà il mio talent scout, chiamiamolo così, è stato Nino Barone. Però grazie a un'iniziativa di Alberto Crescenti, che è comunque un po' il fulcro di tutti i poeti dell'Interland trapanese. Quindi noi siamo un po' tutti figli suoi, io, Nino Barone, Giuseppe Voltaggio e altri bravissimi poeti dell'Interland trapanese. Abbiamo fatto tutti capo ad Alberto, però Alberto prima di conoscere noi conosceva altri 2 grandi, di cui uno è Vito Lumia, che salutiamo, il maestro Lumia, e che ha fatto anche una bellissima grammatica di siciliano, scritta in lingua siciliana, l'unica grammatica credo scritta in lingua siciliana. Questi due, fra cui Vito Lumia e Dino Altese, che rappresentavano per noi il passato, cioè gli anziani, non ci accettavano quasi, perché per loro eravamo troppo giovani. Alberto era al centro, difatti il libro si intitola Mi trovo un do mezzo, che faccio? Perché Alberto non sapeva cosa fare, se
e poi alla fine la cosa bella è che non più terzetto, non più quartetto, ma un sestetto, cioè ci hanno accettato di buon grado, che poi in realtà ci avevano già accettati, ci mancherebbe, però c'è tutto quel gioco dietro, tutto quel punzecchiarsi, tutto quel, te lo dico in poesia perché magari non te lo direi veramente, però in poesia ti dico quello che non ti potrei dire magari a tu per tu, perché c'è anche questo in questi botte e risposta. Bene, e allora io volevo approfittare di una cosa che ho notato quando Peppe era lui a parlare, a declamare, a rispondere, ha usato come pronome di prima persona singolare, il pronome personale io, ha usato eu. Ho sentito bene, no, Peppe? Sì, perché Ecco, a Castellammare il pronome personale è eu, che poi non sarebbe altro che, diciamo così, la sicilianizzazione dell'ego latino, dell'ego. infatti, E infatti quindi, perché volevo in sottolineare Sicilia, come proprio tu ben questo. sai, ci sono diversi pronomi personali, c'è io a Trapani, ma non solo a Trapani, c'è io a Castellammare, c'è lui ad Alcamo che è di derivazione francese, c'è io o you a Catania, ma il nostro eu non è altro che l'ego latino, a cui la G è caduta completamente, la O è diventata U, sicilianizzando, e quindi da ego è diventato eu. Diciamo che è la versione originale più antica del pronome Sì, quella personale, più che prima arcaica, era sì. diffusa molto probabilmente in tutta la Sicilia. Ecco, quindi Sì. a Castellammare è rimasto appunto la forma originaria. Fonso, Ma tant'è che Sì, c'era un grandissimo studioso che ha fatto pure un'altra grammatica, Pietro Galante di Castellammare, che affermava che in realtà la, chiamiamola parlata castellammarese, è quella più pulita, quella che non ha subito influenze o quantomeno ne ha subite di meno. Tant'è che se tu senti parlare un trapanese, sentirai subito, percepirai subito questa influenza spagnola, c'è questa cantilena, c'è il pronome io. Se tu ascolti un alcamese, ti accorgi subito la parlata nasale, le parole tronche, che sono di derivazione francese, mentre noi abbiamo solo latinismi e arabismi, non abbiamo influenze di altre nazioni europee, diciamo così, a parte il latino e l'arabo. A parte l'all'arabo, abbiamo una parlata più diciamo scarna di queste influenze, di queste inflessioni che oggi ci possono ricondurre a quello che è il francese o quello che è lo spagnolo e via di seguito. Fonso, ho una richiesta da parti. Sì. Ovviamente se tu non riesci a moderare bene, Peppe Gerbino farà un monologo tutta la serata e io non parlerò mai. Quindi io già ero rassegnato con voi due, ero rassegnato, mi sono preparato. Perché se no io esco. Ma scusami, ma se mi ha fatto una domanda devo rispondere o no? Mi ha cominciato a rompere le gambasisi. No, siccome io ti avevo chiesto parlo io e lui sta dicendo tutte le cose, quindi a questo punto io me ne vado e me ne vado a letto. Facciamo una cosa, vattene, vediamo se stasera Facebook con la tua mancanza mi fa fare la diretta. Secondo me Facebook senza di me la diretta non l'ha fatta fare, senza di te me la fa fare, scommettiamo. Sì, ma questo non significa che non devi parlare sempre tu. E parla, dai, parla. Diamo la parola a Nino. No, quello che volevo dire lo ha detto lui, mi ha praticamente neanche anticipato, scavalcato come solitamente fa, e vabbè, però sono d'accordo con quello che ha detto. Ma scusa, la domanda a chi l'aveva fatta, Fonso? L'ha fatta a me la domanda. Non mi ricordo più, Fonso, stasera tu fai come un betto crescente, mi sono un mezzo che faccio e fai finta con due volte. Bravo. Peraltro, a betto crescenti, quando scrisse quella cosa, mi trovo un mezzo che faccio, non saccio chi pisci pigliare, cuvito e cudino m'abbraccio, lontano mi sento scoppiare, Peppe e Pennino lo brazzo, mi faccio per giunta stuccare, mi chiamano e parto già a razzo, a costo di manco un cenare. Questa era
era, diciamo, il sonetto di Alberto Crescenti che poi ha dato il titolo alla quarta scuola poetica siciliana. Bene, con voi ci si aspetta di tutto, si passa da un litigio a... Con voi no, ci si aspetta di tutto da parte di Peppe Gerbino, non confondiamo. Il capro espiatorio sono sempre io, lui è solo il capro, che non è proprio, cioè, diciamo... E allora, prima di passare a sentire qualcos'altro, volevo un attimo fare una riflessione, perché abbiamo parlato di diverse parlate a secondo delle città, no? Peppe ne disse, si dice un pronome personale a Castellammare, parlate a secondo delle città, no? Che succede? C'è un eco, Conso, sento un eco alla tua voce. Qualcuno ha aperto qualcosa? No, io no. Vabbè, meglio a così. Non si sa che succede. L'importante è che se n'è andato. Dicevo, quindi abbiamo un po' sottolineato le differenze della lingua siciliana nel parlato. Però attenzione, molti pensano che queste differenze che ci sono effettivamente nella lingua parlata siciliana, da città a città, da zona a zona della nostra terra, siano una dimostrazione che un vero siciliano uniforme non esiste. E questo è un errore clamoroso che dobbiamo ancora una volta evidenziare col rosso, come si faceva a scuola quando si correggevano l'errore, no? Ecco, in rosso va corretto questo errore, perché qualsiasi lingua, persino le lingue ufficiali standardizzate, quando vengono parlate in maniera diversa da zona a zona. Anche lo stesso italiano viene parlato in maniera diversa a secondo delle zone dell'Italia, anche perché non c'è stato insegnato l'italiano standard parlato, che esiste, non c'è stato insegnato a scuola, quindi non potrebbe che essere così. Eppure nessuno si scandalizza. Anche per il siciliano succede questo, come per qualsiasi lingua, però ci sono lingue che hanno a livello scritto una certa uniformità e altre che non ce l'hanno. Ecco, la lingua siciliana ha avuto negli anni, nei secoli anzi, stiamo parlando di una lingua che assurge a lingua letteraria già nel XIII secolo, stiamo parlando della scuola poetica siciliana sorta alla corte di Federico II intorno al 1230. Ecco, questa lingua siciliana nella versione scritta più o meno è stata scritta in maniera abbastanza uniforme nel corso dei secoli, cioè chi scriveva, nonostante fosse di Catania o di Palermo o di Siracusa o di Messina, non scriveva nel proprio dialetto locale, ma in una sorta, possiamo chiamarla così, di lingua sovradialettale che veniva appunto usata in ambito letterario e che tutt'oggi, con le normali evoluzioni, perché la lingua si evolve, viene usata dai poeti più colti che scrivono appunto in lingua siciliana. Volevo chiarire questo, visto che avevamo toccato il tasto della diversità del siciliano parlato da zona a zona. Ma ora io direi di ritornare alla poesia e vorrei farlo facendo vedere a chi ci sta vedendo e ascoltando un brevissimo video di Nino con una sua poesia, perché bisogna dire che Nino, anche lui è un poeta eclettico che non si limita a poetare, ma a veicolare le sue poesie anche producendo dei video. Tra l'altro ha un canale YouTube ricchissimo, poi magari ce ne parlerà lui stesso. Quindi io direi un momento di attenzione con questa brevissima poesia di Nino Barone dedicata alla mamma che invecchia quando arriva già a una certa età. Chinta lo ventre mi portaste e mi cresciste con premura e affetto. Si pure granni sai che sempre aspetto.
le tue carezze, che di chi mi dasti di nicareddu quando al tuo petto, di tante volte che mi ci portaste, sentia l'amore, naccari accataste, trovava gioco l'anima resetto. Ora che la tua faccia è consumata, porto la mano dalla tua mascida per dare tanticchia di d'amore. Ti stringo al lume petto e tu, posata, già li me brazza, come picciridda, non dice niente, ma sospiri un ciuri. Bene Nino, non so se chi era in ascolto è riuscita a ascoltarla come l'ho ascoltata purtroppo io, un po' interrotta, no? Il video si interrompeva. È una questione di connessione, sì, anch'io c'era qualche tratto che non riuscivo a sentire. Quando l'hai scritta questa poesia? Ma questa poesia, voglio dire, ce ne sono migliaia di poesie dedicate, diciamo, alla mamma. Anch'io ne ho scritte poesie dedicate alla mamma, come Falareddo, che è un mio cavallo di battaglia. Questa l'ho scritta, diciamo, nel momento in cui ho cominciato, come dire, a vedere mia madre vivere un'altra dimensione, quella di vedova. Quindi lì mi sono un pochino, siccome ci vado io a mia madre, tutte quelle che sono le sue esigenze li vivo in prima persona, oggi che mio padre quindi non è più, diciamo, con lei, vicino a lei, e quindi mi sono un pochino così, ho avuto questa ispirazione nel vivere questi momenti con mia madre, nella sua dimensione di vedova. Ecco, ed è uscito fuori questo sonetto, a parte che io ormai, come tu ben sai, come sanno ormai tutti gli amici che mi seguono, il mio poetare è solamente comporre sonetti, quindi anche questo è un sonetto che ho voluto dedicare proprio in questo momento che sto vivendo con mia madre, che da poco tempo mio padre non c'è più, e quindi con lei sto vivendo un contatto più diretto e vivo le sue esigenze, come ripeto, in maniera più diretta. Ecco, mi ha suscitato un'emozione e da questo è nata questa poesia. Bene, Giuseppe, preparati che ora tocca a te, che ci fai sentire in diretta. E vabbè, io visto che come asserisce Nino Barone sono nato in Provetta, non ho neanche una mamma, quindi non lo so. Sto scherzando, naturalmente, saluto mia madre che non ci seguirà perché non ha Facebook, però magari poi gliela farò vedere io. Quindi parlando di mamma c'è un mio, diciamo, cavallo di battaglia che è Nuggio ti tocca, che vi ricorderete. Vediamo se riusciamo a recitarla. Allora, qui è il bambino che parla in realtà, non la mamma, però posso andare, Fonso? Ma certamente, vai! Ti piglio a carcagnate e a supportare. È una necessità. Mi piace assai. Poi ti capullo pugna quanto mai, ma tu supporta. Non ti lamentare. Se femmina purtroppo, tu lo sai. Chi issa la tua natura? Che vuoi fare? Perché isso foste fatta? Martoriare io come passatempo e sono quasi non lo faccio e pare malo segno. Ma sogno certo che ti piace pure, che ti cafuggio forte, dallo scuro. Mi piace. E più cafuggio. E più mi insegno. Ma nasce colpa c'è il tuo futuro. Ti faccio male e paghi il tuo pigno di femmina. Che te nel nostro scrigno lo frutto dell'amore. Te lo giuro. Appena nascio, a posto di perate,
ti voglio dare un sacco di pasuna, carizie, abbrazzatine e poi milioni dalle fiatine dolci, zuccherate. Te lo prometto. Se la fortuna vuole e desidera me avverate, che appena pozzo, stanno un'abbrazzate, lo faccio. Mamma, intanto tu perdona, se fa camora dentro la tua panza, faccio lo tosto, danno te tormenti, ma non è su vicchiaria. Se tu mi senti, io spero che comprenda l'importanza dell'intenzione mia. Sogno presente, ma so che posso fare di questa stanza. Ma appena crescio, con la mia bastanza, nudo ti tocca, manco con la mente. Ecco Afonso, questa è la mia poesia, diciamo che ho fatto parlare un bimbo nel grembo materno. Ecco, all'inizio sembra chissà che cosa, quando la recito davanti a un pubblico femminile all'inizio mi guardano quasi come mi volessero lapidare e fanno bene perché all'inizio sembra quasi la storia di un uomo che fa violenza contro una donna, invece no, è tra virgolette la forma di violenza più bella che possa percepire una donna, cioè i calci della propria creatura nel proprio grembo, quindi non è assolutamente una violenza, anche se molti mi hanno criticato, c'è stato qualcuno che non so che cosa abbia capito, forse non ha capito il senso della poesia, ma a sua volta è stata molto criticata da qualcuno questa poesia, perché pensava che istigasse alla violenza, forse non ha capito niente, mi dispiace. Spero che non abbia capito niente, perché se no ci fosse di preoccuparsi. Va bene. E allora io, senza che ve ne siete accorti, ho dato il là a un botta e risposta diverso, a forza di poesie. Quindi la vota Nino, la vota Peppe, ora tocca a Nino in diretta, perché prima l'abbiamo ascoltato tramite un video. Nino, a te il microfono. Sì, sempre tra le ultime composte che io peraltro condivido sempre in Facebook, le nuove composizioni, una poesia d'amore, ecco che fa così un sonetto. Amore mio, chi fai di la mia vita un campo di ciuriddi profumate, pittia, sostanza di le mie giornate, stenno palore d'anima pulita, coccia d'amori e ciato, sirenate, per farne una favola di sita, magica, duci, tenera, scorpita, capo la roccia degli innamorati. Anima pura, a tia che sempre duni, amori e solo amori, sti palori ti vonno lentamente accarezzare, mentre lo tempo trastolo, lagione, si va portando tempo, dal cuore resta l'odore di lunoso amare. Questo è un sonetto di pochi giorni fa. Bene. Peppe, a te la parola, ma prima ti vorrei fare una domanda ti volessi fare. Dimmi. Io ho avuto occasione di parlarne già in altre dirette, no? La lingua siciliana oggi viene usata moltissimo nel genere letterario della poesia, appunto, no? È molto usata, ancora molto viva la produzione poetica in lingua siciliana in tutta l'isola. È un po' meno usata nella prosa, possiamo dirlo, no? È un dato di fatto reale. A domanda è chissà, ma la lingua siciliana è uno strumento che ci permette di poter discorrere di tutte cose oppure è limitato? In lingua siciliana si possono fare solo alcune cose, altre cose non si possono fare, non lo so, qual è la tua idea? Ovviamente la mia è una domanda retorica. No, non c'è un limite, anche perché altrimenti non sarebbe una lingua. Il limite ce l'ha chi la conosce, o meglio, il grado di conoscenza che ognuno di noi ha della propria lingua. Cioè, io posso esprimere nella mia lingua madre concetti a parole che conosco, con parole che conosco. Però dire che non si possa esprimere tutto con la lingua siciliana mi sembra un'assurdità, anche perché le cose sono due. Se io asserisco di non poter esprimere tutti i miei concetti con la mia lingua madre, i motivi secondo me sono due: o non la conosco abbastanza, oppure non penso nella mia lingua, la confronto a quella, alla cugina italiana. Quindi si sa benissimo che comunque, pur se cugine,
È chiaro che il modo, l'espressione anche della stessa frase, dello stesso concetto, in entrambe le lingue cambia. Quindi non è che una cosa non la si può esprimere in siciliano oppure la si può esprimere solo in italiano o viceversa. Dipende tutto da quella che è la nostra conoscenza che abbiamo della lingua, come la sentiamo. Io per esempio lo ripeto sempre e stavolta per coerenza lo ripeto anche in questa diretta, per me quella italiana è stata la prima lingua straniera che ho imparato a scuola. quindi per me cioè, mi esprimo meglio in dialetto. Io per ora sto facendo una fatica immane a pensare in dialetto e ad esprimere simultaneamente il concetto in italiano, non è facile. No, naturalmente sto scherzando, amo anche la lingua italiana, ci mancherebbe, però non si può dire che una lingua sia limitata, il limite ce l'abbiamo noi, nel non saperla utilizzare nel modo giusto. Peppe, io concordo, secondo me. Vorrei aggiungere un'altra cosa prima di darti la parola per ascoltare anche da parte tua una poesia. Vorrei aggiungere una cosa che forse, diciamo, è un fattore su cui riflettiamo poco, a parte quello che hai detto, che è la cosa fondamentale, chiaramente, perché se non conosciamo la lingua non possiamo parlare di tutte cose con la lingua, è chiaro. Ma c'è anche, secondo me, un altro fattore. Ripeto, magari ci abbiamo riflettuto poco. Qual è sto fattore? Il fattore è il seguente: l'abitudine. Cioè, la lingua siciliana la usiamo in ambiti amicali, familiari, anche poetici, letterari, poetici. Più difficilmente la usiamo in ambito pubblico, nell'ambito dell'informazione, per esempio. Difficile ascoltare un telegiornale in lingua siciliana, anche se tu l'hai fatto, Ma non solo io, anche Nino ha fatto qualcosa sul web, quindi. Però io mi sono accorto anche per questa esperienza che ho fatto che alcune persone sembrava strano, no? Ascoltare in siciliano le notizie, perché un siciliano normalmente si pensano che sa usare per dire cose all'amico o a me madre o a me padre, ma dare le notizie in siciliano sembra una cosa strana. Quindi anche l'abitudine ha il suo effetto, cioè siccome non siamo abituati a usare la lingua siciliana in certi ambiti, pensiamo che la lingua siciliana non è adatta a quegli ambiti, invece è una fissaria, perché quando ci proviamo, quando rompiamo questo pregiudizio, ci accorgiamo. Quando io ho fatto il telegiornale in lingua siciliana, mi accorgevo che io potevo dare tranquillamente qualsiasi notizia in lingua siciliana, non ho avuto nessuna difficoltà. Quindi diciamo esistono vari fattori che fanno pensare questo, ma è appunto una cosa non vera, non reale. Posso aggiungere qualcosa io a proposito di questo discorso? Prego. Caro Fonso, ma ormai io ho provato a fare un TG in lingua siciliana. Tu hai fatto il TG in lingua siciliana, però lo sai qual è la mia sensazione? Che non interessa più a nessuno. Ormai ascoltare non è una questione di abitudine, ormai le nuove generazioni sono abituate ad altro, ad ascoltare il TG in italiano, a parlare la lingua italiana sempre di più, la lingua italiana che prende sempre di più piede anche i contesti che sono molto vicini a quelli della famiglia, anche se devo dire la verità, nel 90% dei casi anche le famiglie italofone, nelle famiglie italofone si parla il siciliano. Questo sì, ma ormai non interessa più a nessuno. È anacronistico il concetto che a volte noi anche con una certa presunzione vogliamo imporre. È troppa. Questa è la mia esperienza che ho fatto. Tu sai benissimo quando io ami il siciliano, la lingua siciliana, la studio, la continuo a masticare e mi sento un militante della lingua siciliana. Però mi rendo conto dall'altro lato, a parte i pochi interessati, quelli che hanno veramente a cuore, non interessa più a nessuno ascoltare un TG in lingua siciliana. Solo c'è un attimo di stupore. Ah, guarda, lingua siciliana. E come per esempio, ti faccio un esempio e poi chiudiamo la discussione, però ti volevo fare vedere una cosa. Parlavamo poco fa di Vito Lumia, grande maestro per noi,
autore della nostra grammatica siciliana, la cui originalità sta proprio nel fatto che è scritta interamente in siciliano. Però, secondo me, non andava fatto scritta interamente in siciliano. Ecco, io dico da questo punto di vista, porto più avanti Salvatore Camilleri, che con il suo italiano ha cercato di far capire già alla fine degli anni 70 e con lungimiranza la lingua siciliana e l'ortografia siciliana. Vito Lumia è autore di questo romanzo di 1000 pagine, Cancaro. Sono 1000 pagine scritte in lingua siciliana e sfido chiunque a dire che non è una lingua siciliana. Io di questo romanzo, io amante della lingua siciliana, ne ho letto 3 pagine perché poi mi sono stressato, mi sono stancato. Quindi dobbiamo essere obiettivi, amare la lingua siciliana, amare, studiarla per saperne parlare, anche per infarinare e informare le nuove generazioni nelle scuole. Gerbino lo ha fatto con alcuni corsi, lì erano adulti, ma l'ha fatto anche per la scuola. Questo senz'altro ci vuole come cultura popolare, ma non si può più imporre a una generazione che da quasi 200 anni ormai si è emancipata con l'italiano. C'è stata un'alfabetizzazione del paese a 360 gradi, si è stanata, addirittura a cavallo tra gli anni 60, gli anni 50 e gli anni 60 era subentrata la dialettofobia, quindi anche le famiglie siculofone avevano visto nell'italiano uno strumento di emancipazione. Ormai possiamo solamente dare dati di informazione, ma non possiamo più avere la presunzione di andare a imporre un telegiornale in lingua siciliana, una documentazione in lingua siciliana. Per me, io da amante dico che tutto questo potrebbe essere anacronistico, e qui concludo il mio intervento. Naturalmente io non sono d'accordo con lui. Naturalmente io non sono d'accordo con lui. Peppe, io manco sono d'accordo con anche Nino. Perché lui non volendo ha dato ragione a te, perché comunque sembra una questione di abitudini. Noi ce l'hanno usurpata la nostra lingua, Nino. Non è che c'è stata una corsa all'italiano, così come per ora c'è la corsa all'inglese per avere più opportunità. E poi non capisco dove sia la difficoltà. Noi non abbiamo mai imposto niente a nessuno. Si tratta solo di avere consapevolezza di quella che è la nostra identità. Punto. Che nulla toglie all'italiano, all'inglese o all'altro. Si tratta solo di tutelare e salvaguardare la nostra identità. Ho pubblicato questo libro, La lingua di Coinè, che è un libro che io già subito nell'introduzione ho specificato che è un libro ovviamente che non vuole essere normativo ma informativo. Io credo che il nostro obiettivo principale deve essere informare sulla cultura popolare, la cultura linguistica della Sicilia. Su questo punto per di me vista già è un'offesa chiamarla cultura popolare, perché le dà un taglio terra-terra, ma non è così, Nino, lo sai, Nino. Cioè, è la realtà quella che tu dici, per carità, ma non è assoluto. Non è che si fa un torto a chissà chi se noi valorizziamo, travagliamo, divulghiamo e valorizziamo l'identità siciliana. Nino, non mi fai arrabbiare perché un cazzotto non te lo posso dare. Scusami, io parlo per esperienza personale, per quella che è la mia esperienza. Nino, aspetta, posso dire una cosa? Mi fate dire una cosa? E allora, Nino, secondo me, ha detto lo stato dei fatti. Esatto, questa è la realtà, di fatto ho detto la realtà. Attenzione, noi per ora siamo. Beppe, fammi finire, attenzione. Questo stato dei fatti è uno stato dei fatti che è frutto di un processo culturale che chi non è andato a vivere, non da turista, ma a vivere in altri posti del mondo, pensa che sia normale. Invece è una anomalia
tutta italica, tutta nostra, italiana. Cioè, che voglio dire? Voglio dire che tutte le lingue regionali, a cominciamo già con Nomo, all'estero non si dicono dialetti, quelli che noi chiamiamo dialetti, si chiamano lingue regionali. E appunto in tutti i paesi d'Europa dove esistono delle lingue regionali vengono valorizzate, vengono anche tra virgolette imposte con provvedimenti di tipo legislativo. Tra l'altro c'è un trattato europeo che molti non conoscono, il trattato europeo che si chiama Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie del Consiglio d'Europa, che vuole spingere gli stati membri dell'Unione Europea a tutelare, a proteggere, fammi finire Nino, che spinge gli stati membri dell'Unione Europea a promuovere e tutelare le lingue regionali, perché ovviamente se non si fanno degli atti politici volti appunto alla loro tutela rischiano di estinguersi, il che è una cosa gravissima, perché come diceva Peppe, ogni lingua non è un mero fatto di suoni, è una questione anche di identità, di cultura, quindi estinguere una lingua è perdere un pezzo della diversità culturale del mondo, diversità culturale che è ricchezza ovviamente. Per cui diciamo che fuori dall'Italia, che tra l'altro appunto non a caso è l'unica nazione che ha firmato questo trattato, ma non lo ha mai attuato, non lo ha messo in pratica. Dicevo che questo trattato prevede soprattutto l'uso delle lingue regionali in due ambiti, che sono quelli dell'informazione e dell'istruzione, perché se non si agisce in questi due ambiti è chiaro che la lingua piano piano muore, e questo non è una bella cosa, è inutile che ne picchiamo per fissa, ma non per il siciliano, per qualsiasi lingua regionale non è bello che si estingue. Io tifo per tutte le lingue regionali perché io amo la diversità culturale, e l'Italia è un paese che ha una grossissima ricchezza culturale e linguistica, è il paese d'Europa con il maggiore tasso di diversità linguistica. Quindi in Italia purtroppo siamo tutti vittima di questa cultura che ci dice che non abbiamo a fare niente, ormai è così, e dobbiamo solo prendere atto che ormai le lingue locali tendono a non essere più usate. Io non sono d'accordo, perché se vogliamo preservare un mondo di cultura dobbiamo fare qualche cosa. Nino, a te la parola, ma ricordiamoci che Peppe ancora va a dire la poesia. No, io solo e chiudo, solo per chiudere l'argomento. Sì. Dico a testimonianza di quello che dico io, a testimonianza di quello che sto asserendo io, anche questa trasmissione che noi stiamo facendo, la stiamo facendo in lingua italiana parlando di lingua siciliana. Questo denota il fatto che ormai indietro, semmai dovevamo parlare in siciliano. Io sono d'accordo con te, infatti ogni tanto qualche frase mi scappò. Ma chi c'entra? Cioè, tu stasera sei di un'incoerenza unica, stasera. Cioè, prima ti lamenti del fatto che Lumia abbia scritto la grammatica solo in siciliano, quindi andava scritta in italiano. Ora ti lamenti del fatto che noi utilizziamo come canale di comunicazione di massa, in questo caso, la lingua italiana che è più comprensibile a tutti. Mi stai mettendo in bocca cose intanto che non ho detto. Io non ho detto che Lumia doveva scrivere la grammatica e tu parli della grammatica, sì. Ho detto che secondo me la grammatica di Vito Lumia andava scritta in parti in italiano e parti. Ma di fatto io sono d'accordo con te, perché il canale purtroppo è come se tu volessi insegnare l'inglese a un bambino italofono, tutto in inglese, no? Gli esempi li fai in italiano, poi c'è l'esempio in inglese. Mi devo interrompere. No, scusami Fonso, la mia incoerenza dove sta? La mia incoerenza sta nel fatto di non, diciamo, combaciare con la tua idea. E già ti sembra poco, già è tantissimo. Io ho sempre affermato queste cose, nonostante tutto. Peppe e Fonso, sapete quanto io mi spenda e ami
per la lingua, per la cosa. Io ho sempre È chiaro, affermato, è chiaro che stiamo io sto ascoltando, no? assolutamente, io ho sempre affermato questo. Nino e Peppe, È vi chiaro devo che io sto interrompere. scherzando, però Peppe, gong, se no rischiamo di non far sentire va bene, la poesia, dai, bellissime che voi allora, avete allora, fatto. Perché sono un inedito pure da parte mia, una poesia inedita, dai. sono le 10:20, quindi abbiamo 10 minuti. Quindi avanti, Un inedito, Peppe. allora, vado con la poesia? Vai. Come Aladino, certe volte volo, dentro la bugia di una magaria, ma non hai lo so tappito. Sotto a mia c'è un foglio bianco, avverso d'un lenzuolo, e gioco che la mente smacegia. In capo sto foglio che diventa solo a picca, un tocco mai lo solo, mentre la mente immagina, sciammia. Sovrasta le montagne e le pianure, ferria al mondo intero da un momento. Ci sono volte che non nave a vento e certe volte va al rallentatore. Se volo non c'è nulla patimento. Scaccio le pene e tutte le storture, provo ogni sentimento e lo dolore mi passa e un pigliacchiolo sopravvento. Se non ci crede, a chiana a capo mia. Lo posto c'è, scarapucchiamo insieme lo cielo e se la vita affuga e sprememo a idea con la fantasia. Chi è una barca che non ha remo, non serve forza e manco gran valia, solo la volontà, la bramosia di non arrestare in porto. Tu, Talia, lo sole e lo tocchi con le mani, acchiappa per la giacca la tua vita, comannala che assai è più saporita. Lo saccio che ti pare troppo strano. Afferrala sta mano che ti invita, coraggio, che ti porta assai lontano. Donne si svela lo mistero arcano, donne respire l'aria più pulita. Ecco, questa è la mia poesia inedita, che in realtà parla di poesia, cioè con la fantasia su questo foglio bianco che poi diventa azzurro, cioè blu, imbrattato alla penna, con la fantasia si va un po' dappertutto e quindi invitavo il lettore o chi ascoltava a venire con me in questo mondo fantasioso della poesia. Grazie Peppe. E Grazie allora, a te, grazie a voi. Io in queste dirette non ho mai voluto sforare proprio l'ora, al massimo siamo arrivati a 59 minuti, per cui ci avviamo verso la conclusione. Siccome a me mi piacete assai quando fate un botta e risposta, io quasi quasi vi chiederei un altro botta e risposta. È possibile o no? Allora, Nino, che ne pensi di fare uno breve, quelle quartine che ci siamo scambiati tramite SMS? Su WhatsApp in realtà, su WhatsApp, non tramite SMS. Sono d'accordo. Allora, dai, aspetta. Prego. Naturalmente qui inizia, vedi però che è sempre lui a rompermi le scatole, è lui a mandarmi il primo messaggio e poi io che fa, non gli rispondo. Va. Ok, allora comincio io. Ma chi ci posso fare se Dio mi misi a fianco d'un poeta fino? Mi pare che una favola, smanio, pavillo sempre al lato, qua, vicino. Sapito, Dio, so quelli che c'aveva in testa. Quando è che fa mangiare due cristiane con l'arma squeta e con le stesse mani? So che vuole? Pace o una tempesta? Sapito so che vuole, ascolta e sente che l'arma nostra è chi da chi si presta a spannere le meglio sentimenti. La pace cerca e tra le gente festa. Allora, se da chi sta la missione, spanniamo sentimenti a tutte le bande. La pace, amore e tante buone azioni, per quanto è sempre e solo festa grande. O Peppe, sogno pronto, dai, partemo. Cuttia mi sento d'essere già un re. Se Dio ne chiama noi, lo facciamo con pennole diverse, attinghi te. Se Dio ne chiama, noi ci rispondiamo, scrivendo versi sempre attinghi te. Come due paladini li spanniamo, e o cavaliere,
e tu lo grande re. Io re, tu cavaliere, cominciamo, vedemo lo destino che ne dona. Se lungo la giazzera ciuppicamo, ti passo prontamente la corona. Non c'è cammino con se cioppichia e non c'è re che non sbaglia mai. Una stagiazzera della gran poesia, le spade sulle verse che tu fai. Mettemone a cacciare le palori, che Dio ne pasci con la sua saggezza. Trasemo dentro l'anime, le cori, per darci tanticchia di docizza. È proprio la docizia che scarsia. Le core e l'arme sono un sicco punte. D'una mochilla a colpa di poesia. Che Dio ne pasci, belle e risolute. O caro Peppe, già per me è contratto, con firma e pugio, tasse già pagate. Ammatola ti dico, affare fatto, facemo versi e duci le giornate. Allora Dino forza, lo coraggio non manca, se la musa mi abbandona e non sembra la cottia non mi ammaraggio e affronto squale, aquile e leone. Ed ecco qua, finisce quest'altro botta di risposta, Fonso. Bravissimi, veramente bravi. Tutto questo in seduta salda su WhatsApp, proprio lo facevamo così, uno me lo mandava lui e poi rispondeva io e ci divertiamo in questo modo. Bene, bene, bene. E allora, è passata, è volata quest'ora, già siamo... Non lo so, abbiamo per noi finito. sì, speriamo che sia volata anche per chi ci ha seguito, che non siamo stati pesanti o non abbiamo annoiato nessuno. Ne sono sicuro perché avete una capacità di coinvolgere unica, veramente. Io vi ringrazio di aver accettato di partecipare a questa diretta. E devo dire che è stata una diretta interessante non soltanto perché abbiamo ascoltato poesia, abbiamo ascoltato queste tensioni, questi botta e risposta, ma è stata interessante secondo me anche perché c'è stato un botta e risposta su tematiche di carattere linguistico, quindi insomma fu un continuo botta e risposta su tutti i fronti a 360 gradi. E noi andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Emo camminando. Bene. Grazie ancora e ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato che devo dire mi aspettavo qualcosa di meno visto che ora questo coprifuoco che non c'è più o quantomeno è stato ritardato, è stato spostato alle 11. Mi aspettavo meno persone in diretta, invece devo dire che ancora qualcuno preferisce tranquillamente passarsi la serata ascoltando. E li ringraziamo allora, grazie. Li ringraziamo tutti quanti. Bene, una buona serata a tutti e l'appuntamento è per martedì prossimo con un'altra diretta dalla pagina Facebook dell'Accademia della Lingua Siciliana. Grazie ancora, buonasera. Grazie Fonso, grazie Nino, ciao a tutti. Ciao. Ciao.